Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Lampedusa, tragedia senza fine, una bimba di 2 anni morta e 8 dispersi in un naufragio al largo dell'isola. I pescatori locali e la capitaneria hanno tratto in salvo altre 43 persone. Anche gli studenti di Catania ricordano Giulia, vittima di femminicidio. Tra i giovanissimi domina il disprezzo per l'ex fidanzato assassino, un comportamento disumano. A Palermo piange di gioia la 17enne che ha finalmente ottenuto l'atteso decreto del Tribunale dei minori che la affida alla coppia di ballerini gay con cui vive da mesi. Ora ho i miei 2 papà. Negli ospedali di provincia super pagati i medici privati che coprono i vuoti di personale. Sono gli stessi camici bianchi che hanno lasciato il servizio sanitario per compensi più alti. Strappo fra la DC di Totò Cuffaro e Forza Italia alla regione siciliana, a pesare il veto di Caterina Chinnici. Dalla regione lo stop ai concerti al Teatro Greco di Siracusa. La giunta regionale sposterà gli spettacoli musicali in un altro sito, l'Ara di Ierone, della serie Circeo. Calcio, in attesa dei gol degli attaccanti, il Catania di Lucarelli vince grazie ai difensori. L'argentino Curado, ospite a Corner, racconta le sue emozioni per la vittoria sulla Turris. Bentrovati, perdonaci piccolo Angelo, queste le commosse parole del presidente Schifani dopo la morte di una bambina di 2 anni avvenuta in un ennesimo naufragio al largo di Lampedusa. 8 ancora i migranti dispersi dopo che un barchino è colato a picco a Capo Ponente. Tonino De Manna. Da un lato il dolore per la morte di una bimba di 2 anni originaria della Guinea, dall'altro la speranza che però con il passare delle ore si assottiglia. L'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa è un condensato di sentimenti che lasciano sempre sgomento e rabbia. Quante vite innocenti vanno ancora sacrificate? Perdonaci piccolo Angelo, lo scrive il governatore della Sicilia Renato Schifani sul suo profilo Facebook dopo l'ennesima sciagura al largo delle Pelagie. E non c'è ancora traccia degli 8 dispersi dopo che un barchino in ferro salpato da Sfax è colato a picco in prossimità di Capo Ponente. I velivoli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera utilizzati durante la notte sono rientrati alla base e in mare ci sono ancora diverse motovedette e barche di pescatori. Ad accorgersi degli extracomunitari che sembrava fossero stati abbandonati sulla costa da una barca che aveva poi ripreso il largo sono stati 3 funzionari ed un ispettore di polizia. È stato lanciato l'allarme e lo stesso hanno fatto poco dopo Salvatore e Giuseppe Del Volgo, i 2 pescatori di Lampedusa che dagli scogli di Muro Vecchio hanno salvato 2 giovani ivoriani quasi sul punto di annegare. Vite e morte si intrecciano a Lampedusa. Mentre andiamo in onda è in corso l'ispezione cadaverica sulla bimba di 2 anni morta ieri sera. I genitori della piccola si trovano all'hotspot di Contrada Imbriacola e, comprensibilmente sotto shock, sono assistiti dagli psicologi della Croce Rossa Italiana. E tuona il sindaco Mannino: Lampedusa continua ad essere la zattera nel Mediterraneo che salva vite umane mentre l'Europa sta a guardare o al massimo critica. L'Italia, ha concluso Mannino, non può essere lasciata sola a gestire questo dramma umanitario. Il dolore e il rumore per la rabbia. A Catania anche gli studenti delle scuole medie ricordano Giulia, vittima di femminicidio, nella giornata indicata dal ministro Valditara per il minuto di raccoglimento. Tra i giovanissimi impera oggi il disprezzo per l'ex fidanzato. Non può essere chiamato uomo. Roberta Lunghi. Il silenzio è per un dolore interno e il rumore per appunto la rabbia che noi abbiamo. Gridano basta i ragazzi di questa scuola media catanese, basta al femminicidio, alla violenza, alla manipolazione, al tentativo di ridurre la libertà dell'altra. Dopo il minuto di silenzio indicato per oggi dal ministro Valditara per ricordare Giulia Cecchettin, tra questi giovanissimi uomini e donne di domani impera il sentimento di sdegno nei confronti di Filippo, l'ex fidanzato di Giulia, per i dettagli emergenti di un femminicidio che appare sempre più studiato e feroce. È una persona che non si può considerare
considerare anche essere umano, perché di solito quando una persona si ama si vuole sempre il meglio. Costringeva a Giulia a stare con lui e non rispettava le sue libertà. Era un uomo orribile e soprattutto insensibile e immaturo, dato che dopo che Giulia l'aveva lasciato almeno si rimane in amicizia, migliori amici secondo me. Avere sulla coscienza una persona poi cambia tutta la vita. Uccidere una ragazza soltanto perché ti ha lasciato è un gesto da pazzi, quindi non si può neanche classificare sano di mente. Per questi alunni, giovani rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hanno improntato la loro azione sul tema del rispetto, questa storia colpisce e getta una luce di incertezza per il futuro. Nessuna ragazza può sentirsi sicura magari di stare in una relazione. Dopo tutto quello che è successo anche mi viene paura per queste persone. Per loro è il tempo dei primi batticuori e anche del primo rapporto con la parola gelosia. Ce lo confidano timidamente alcune ragazze che si dichiarano pronte a scappare al primo segnale negativo. È l'effetto della sensibilizzazione costante di questi giorni, in attesa che il governo si occupi realmente di prevenzione e non solo di repressione, come si legge nel pacchetto di misure che puntano a rafforzare il codice rosso. Diventa definitiva la condanna a 16 anni per il figlio di Valentina Giunta, la donna di 32 anni che il giovane ha ucciso a coltellate un anno fa. I giudici della Corte di Cassazione minorile hanno respinto il ricorso del difensore confermando la sentenza. Il ragazzo, che aveva 15 anni all'epoca del matricidio, ha confessato il delitto raccontando di aver infierito sulla madre mentre cercava di fuggire sulle scale di casa. Il giovane assassino avrebbe voluto punire la donna per aver lasciato il marito detenuto, padre del ragazzo, e per avere cambiato casa per cercare di allontanare il figlio da un contesto degradato. Potranno avere in affido la 17enne vissuta a lungo in una struttura protetta, Marcello e Gianluca, la coppia di ballerini gay di Palermo che già da mesi vivevano con la ragazza. Era stata proprio la giovane a rivolgersi al Tribunale dei minori. Senza quel decreto, diceva, mi state togliendo la felicità. E finalmente nel fine settimana appena trascorso il decreto è stato notificato dai magistrati al comune e la coppia è stata giudicata idonea a ottenere l'affidamento. Adesso la ragazza potrà realizzare il suo sogno, quello di appartenere alla nostra famiglia, ha detto emozionato Gianluca. E lei, la 17enne, potrà finalmente viaggiare insieme a quelli che chiama i miei due papà. Mancano i medici negli ospedali di provincia e così la Regione Sicilia assolda i privati per colmare i vuoti, ovviamente pagando a peso d'oro specialisti e chirurghi che erano andati via proprio dai nosocomi pubblici. Un autentico paradosso. Marco Gullà. I medici scappano dagli ospedali siciliani, le liste d'attesa per visite e interventi sono interminabili e alcuni reparti vengono chiusi anche per carenza di specialisti, come la pediatria del nosocomio di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ma il paradosso è che i medici privati fuggiti dalle corsie ospedaliere pubbliche ci ritornano in prestito dietro lauti compensi. Equipe itineranti di chirurghi disposti a viaggiare da un capo all'altro dell'isola pagati a ore, una soluzione tampone da parte della Regione Sicilia che sta affrontando questa nuova emergenza. Medici privati che ovviamente vengono pagati di più e hanno turni più flessibili rispetto ad un impiego pubblico. A pagarne le conseguenze i pazienti che devono attendere anche un anno per una visita o un'operazione. Così abbiamo chiesto all'assessore alla salute Giovanna Volo cosa sta facendo il governo regionale per trovare una soluzione. Noi stiamo lavorando in maniera attentissima proprio per evitare che nel 2024 si possano riproporre quelli che sono stati i problemi che abbiamo avuto che derivavano dalle liste d'attesa degli anni precedenti al 2023. Quindi con tutta una serie di passaggi che vedranno come centro fondamentale la creazione del Sovracup. Prenotazioni quindi online per velocizzare la prassi. Resta però il vuoto lasciato dalla fuga dei medici che valutano anche altre richieste come quella di andare all'estero dove un infermiere viene pagato il quadruplo di quanto percepisce in Italia. Una legge di mercato che sta iniziando a svuotare i nostri ospedali.
È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 62 anni, Grazia Ferrante, che si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì mercoledì scorso, accusando un forte mal di schiena. Alla paziente è stato somministrato un antidolorifico e poi la donna è stata dimessa 24 ore dopo il decesso, per cause che naturalmente dovranno essere accertate dall'autopsia. Nel registro degli indagati è stato iscritto per omicidio colposo il medico del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Strappo fra la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e Forza Italia dalla regione siciliana. Decisivo il veto di Caterina Chinnici. In vista delle europee, i due partiti di centro della coalizione correranno separati. Manlio Viola. Non c'è pace per la politica siciliana, arrivano nuove liti e nuovi scontri in vista delle candidature per le elezioni europee che si svolgeranno a giugno prossimo, ma anche tensioni per le poltrone da occupare fra Palermo e la regione. Sembra tramontare il progetto di dar vita in Sicilia a un centro forte all'interno della coalizione di centrodestra. Il tentativo del presidente della regione Renato Schifani di portare i candidati della DC di Totò Cuffaro sotto l'ala di Forza Italia fallisce per un no forte che sembra arrivare da Caterina Chinnici. Si tratta della figlia di un magistrato, Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia, ex candidato alla presidenza della regione per il PD. Allora nel PD disse di no la Chinnici alle candidature di 4 notabili del partito con pendenze giudiziarie di vario tipo. Adesso, dopo aver aderito a Forza Italia, detta il suo diktat anti-Cuffaro. Ma la DC non ci sta e Totò Cuffaro annuncia che farà le sue liste di liberi e forti, dice, parafrasando frasi famose dei fondatori della Democrazia Cristiana. In pratica lo strappo fra Forza Italia e DC è ormai consumato a vantaggio di altri partiti della coalizione che sono più a destra come Lega e soprattutto Fratelli d'Italia. Uno strappo che peserà anche nella divisione degli incarichi dei manager della sanità alla regione, ma anche nella composizione della giunta comunale di Palermo, dove la DC fino ad ora è stata da parte senza creare troppe tensioni nonostante i suoi numeri, ruolo di outsider che adesso non tollererà più. Dopo tante polemiche con favorevoli e contrari, arriva lo stop ufficiale ai concerti pop al Teatro Greco di Siracusa. Dalla prossima stagione saranno sempre nel parco della Neapolis, ma nell'area di Ierone. Non tutti però sono soddisfatti. Francesco Aloi. Niente più concerti pop al Teatro Greco di Siracusa, lo ha stabilito l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato. Tutto traslocherà all'area di Ierone. La musica e i balli sulla cavia del Colle Temenite non erano piaciuti a molti. Se da un lato c'era chi ha accolto i concerti, dall'altro non mancavano le polemiche. Ma c'è chi non è ancora soddisfatto e dice i concerti fuori dal parco archeologico. Ora, i concerti, questo genere di concerti di musica leggera, vanno fatti in altri spazi, vanno fatti allo stadio comunale, vanno fatti nel piazzale della Mazzarona, vanno fatti alla Marina, insomma, vanno fatti in spazi dove il pubblico, la comunità, liberamente ne può usufruire. I posti a disposizione restano ancora un punto interrogativo, ma quello che tutti si chiedono è: questa nuova location piacerà ai cantanti? Siracusa era diventato il terrore di residenti e commercianti. Il 43enne arrestato da carabinieri e polizia faceva irruzione di notte e, come vediamo dalle immagini, non esitava ad arrampicarsi per raggiungere le abitazioni prese di mira per i furti. Per sfondare i portoni usava di tutto, dai blocchetti di pietra fino agli scooter. Il siracusano, già noto alla giustizia, ha dato il numero di colpi portati a termine, almeno 8, è stato portato in carcere. Ricorre oggi la giornata nazionale degli alberi. Gli studenti di Agrigento hanno piantato alcune specie nel parco Livatino che sta sorgendo accanto alla stele commemorativa del giudice ucciso dalla mafia. Davide Sardo. Prende sempre più forma il Parco Livatino in memoria del giudice beato, martire della fede e della giustizia e di tutte le vittime di mafia che hanno perso la vita per servire fedelmente lo Stato e i cittadini. È in fase di realizzazione in contrada Gasena tra Agrigento e Canicattì, proprio dove il 21 settembre 1990 il giovane magistrato venne ucciso dai killer mafiosi. Il costruendo Parco Livatino si arricchisce di nuovi alberi piantati questa mattina dagli studenti su iniziativa della delegazione agrigentina del coordinamento
appuntamento nazionale per gli alberi e il paesaggio Rosario Livatino nell'ambito dell'odierna Giornata Nazionale degli Alberi. Capire che cosa è la giornata dell'albero, bisogna piantare alberi perché gli alberi ci danno vita e poi soprattutto fare in modo che tutti facciano memoria del beato giudice Livatino, far conoscere ai giovani chi era il beato giudice Livatino ucciso a 38 anni dalla mafia. Alla manifestazione ha partecipato il neoquestore di Agrigento Tommaso Palumbo. Onorare la memoria del beato giudice Livatino in un contesto di coinvolgimento dei giovani nella difesa del territorio, nella sua valorizzazione, non è nient'altro che un volano per poter aumentare l'efficacia dei valori che i giovani devono coltivare. Il Parco Livatino diventerà il Parco della Memoria e sarà una meta speciale per le scolaresche, le famiglie e tutte quelle persone che intendono onorare la memoria delle vittime della mafia. L'attore catanese Claudio Mastrogiovanni torna in TV questa sera con la seconda puntata di Circeo, la storia vera del massacro di 2 ragazze violentate e brutalizzate da un gruppo di rampolli romani. A febbraio lo vedremo in un'altra fiction girata a Catania e poi al cinema nei panni del mafioso Luciano Liggio. Eva Spampinato. E ennesimi femminicidi. Abbiamo un'eredità maschilista, paternalista, narcisista dell'uomo, anche nella dialettica purtroppo siamo abituati ad usare termini che parlano di possesso, dell'essere mia, del prendere, tutta questa cosa va cambiata sin dalle basi. L'attore catanese Claudio Castrogiovanni interpreta Rocco Mangia, l'avvocato di Angelo Izzo, imputato con Gianni Guido e Andrea Ghira per la morte di Rosaria Lopez. Donatella Colasanti sopravvisse solo perché si finse morta. Questa non è violenza, c'è stato un colloquio. Le ragazze hanno accettato di andare con loro. Dal Circeo a Luciano Liggio, Castrogiovanni tornerà a vestire i panni del mafioso, già vestiti nella serie Il Capo dei Capi, nel nuovo film di Pasquale Scimeca. E poi ancora cinema con un film d'autore girato in Sicilia, Spiaggia di Vetro, e TV a febbraio con Vannina Guarrasi, fiction girata a Catania e tratta dai racconti della scrittrice siciliana Carsar Scalia. Di una città molto pulsante, energetica, sempre attiva, questa è una cosa che mi riconosco, molto lavica. Io sono nato a Catania, mi sento molto lavico, molto senza mai troppi intoppi, anche se li trovo poi ci passo sopra come la lava, ricresce l'erba. E da buon catanese, Castrogiovanni porta con sé una dote preziosa nella vita come nel lavoro. Sicuramente ho fatto parlare pure occhi peci, ma aiuta, diciamo. Il calcio con l'intervento del difensore Curado a corner. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio in attesa dei gol degli attaccanti. Il Catania di Lucarelli si fa largo grazie ai difensori. L'argentino Curado, ospite a corner, racconta le sue emozioni per la vittoria sulla Turris e guarda avanti con rinnovato entusiasmo. Tonino De Mana. Con l'arrivo di Lucarelli si aspettavano i gol degli attaccanti ed invece la vittoria del Catania arriva grazie ai difensori Curado e Bois. Un successo che rilancia le quotazioni dei rossazzurri e che dà la spinta giusta dopo lo scossone tecnico che ha riportato Lucarelli alle falde dell'Etna. Stimoli e adrenalina pura, così il 2-1 alla Turris, ottenuto in pieno recupero, ha rianimato l'ambiente. Termometro degli umori della piazza e anche lo studio di corner che ospita l'argentino Curado, garra, personalità e gol al servizio di Lucarelli, una giornata certamente da incorniciare. Parlo per me anche individualmente, è stata una giornata che sicuramente non dimenticherò. Il calcio c'ha anche quel pizzico magari di fortuna. Sicuramente. Però sicuramente il merito nostro è stato di averci creduto fino alla fine. Passato, presente e futuro per il roccioso difensore di Mar della Plata, cresciuto a Pane e Catania. Sono piazze che al di là delle categorie sono piazze importantissime. Io
In Argentina sono cresciuto guardando il Catania degli argentini. Una spinta in più e propellente per il tecnico Lucarelli che sull'onda dell'entusiasmo vuole spingere il Catania verso l'alto. Obiettivo: sorpassare il Giuliano e scalare posizioni in classifica, anche se Curado preferisce fare un passo alla volta. Preferisco non darle tanto peso alla classifica perché la cosa più importante è la partita che arriverà domenica. All'orizzonte c'è il Giuliano per una trasferta che dovrà certificare i progressi del Catania. Per l'occasione è stato concesso il via libera alla tifoseria rossoazzurra che potrà contare su 500 tagliandi messi a disposizione dalla società campana. Senza voler fare il dottor Sottile, ma nel femminicidio di Giulia credo che il patriarcato, chiamato in causa da tante donne, c'entri poco, se non come sinonimo di maschilismo. Il patriarcato, nel suo significato originario, si manifesta e si protrae nella famiglia arcaica, retrograda, dove il padre padrone insegna ai figli il peggio dei rapporti con il femminile per come tratta la moglie e le altre donne. Qui siamo invece in una famiglia evoluta, benestante, genitori giovani, colti, di mentalità moderna. Quando però un figlio ventenne prima controlla sistematicamente il telefono della sua ragazza, è gelosissimo, non vuole che si laurei e poi minaccia addirittura di suicidarsi perché lei lo ha lasciato, allora sì che i genitori, mi permetto, dovrebbero intervenire portando il figlio dallo psicologo. Altro che patriarcato, qui siamo alla dipendenza totale, in non trovare più un senso alla propria esistenza, un malessere che sfocia nel femminicidio, perché si illude di eliminare con l'ex fidanzata la causa della sofferenza interna, di quel dolore insopportabile che ha reso inutile continuare a vivere e che l'abbiamo visto in altri casi purtroppo, rende plausibile come conclusione logica anche il suicidio dopo l'omicidio. Suicidio che qui invece è stato sostituito alla fuga, interrotta dalla polizia tedesca, ma che non sappiamo quali altri sviluppi avrebbe potuto avere. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.